Io sono Sabrina della ditta Idea 91. Questa azienda è nata appunto nel 1991 dai miei genitori e sono partiti con la finitura degli occhiali e il taglio lenti. 3 anni fa abbiamo deciso di chiudere la parte degli occhiali e nel 2008 abbiamo iniziato a fresare la fibra di carbonio. Per questo ci siamo rivolti alla Confartigianato che ci ha dato una mano a ricercare clienti a livello nazionale. Questo percorso è durato circa 3 mesi. Iniziamo così a vedere una crescita della nostra azienda che ci permette di guardare al futuro. Idea 91 ha chiesto supporto alla Confartigianato per espandere il loro parco clienti e quindi per sviluppare la loro parte commerciale interna. E così insieme abbiamo attuato una strategia fatta su misura, basandosi anche alle loro caratteristiche e alle loro esigenze. Siamo partiti innanzitutto da analizzare se all'interno di Idea 91 c'era già un processo commerciale avviato. L'azienda aveva già una persona all'interno della loro struttura appunto adibita a questo ruolo. Se l'azienda utilizzava degli strumenti tecnologici per affrontare la ricerca di clienti nel territorio, nel mercato e quindi se c'era già un processo commerciale convalidato. Quindi è stata individuata una persona che era da anni all'interno dell'azienda e si occupava un po' di produzione e un po' in supporto dell'ufficio tecnico. Quindi la persona che siamo andati a individuare è una persona che soprattutto conosceva il prodotto, quindi alcuni aspetti tecnici, ma soprattutto aveva la predisposizione per coprire questo ruolo. Da qui è partita la vera formazione e lo sviluppo commerciale all'interno di Idea 91. Il secondo passaggio poi, una volta individuata la persona, la risorsa, è stato quello di mappare il territorio per appunto avere la possibilità di estrapolare un campione di possibili clienti a livello nazionale, così poi da fare l'attività commerciale, dando le indicazioni alla risorsa da come fare una semplice mail piuttosto che una telefonata fino ad arrivare anche alla visita del cliente. Diciamo che la formazione e l'attività commerciale all'interno di Idea 91 possiamo definire che è andata a buon fine, in quanto hanno già cominciato a esserci dei primi feedback positivi, dei primi riscontri di interesse di fronte appunto alla tipologia del prodotto, del servizio che loro possono essere in grado di offrire.